Bentrovati telespettatori di Penalty On Demand, ogni giovedì sul canale Facebook di Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Riflettori puntati sul campionato di promozione con i 4 gironi ed iniziamo subito con il girone A. Partita al comunale di San Vito Lo Capo, dove c'è stata la vittoria di 1-0 tra San Vito e Petrosino. Al 39esimo c'è stato il gol di Bulades sfruttando un calcio di punizione in favore dei sanvitesi, partita dove comunque nel primo tempo c'è stata una netta superiorità della squadra di casa, ma nel secondo tempo le cose sono cambiate, comunque tanti calci di punizione che sono stati guadagnati nel corso del secondo tempo dal Petrosino, che di fatto si è giocata la possibilità di poter rimontare il gol di svantaggio. I tentativi sono stati più e più volte infruttuosi. San Vito, che nel computo totale è stata obiettivamente superiore. Il San Vito si porta a casa 3 punti importanti per il campionato e il Petrosino però può ancora sperare di poter andare avanti. È la volta adesso di guardare i risultati e la classifica del girone B. Si torna in campo a Collesano per la sfida tra l'Ascari Cefalù e il Pro Falcone. Amici di Sportisili, mettetevi comodi perché sarà una partita molto intensa, come spesso accaduto per la squadra guidata da mister Ferdinando Zappavigna, che cerca la vittoria davanti al proprio pubblico contro un avversario di categoria, contro un avversario di qualità e con una certa esperienza. Allora andiamo a vedere quelle che sono le immagini salienti del match, partendo subito con il Lascari che inizia forte la partita con questa conclusione, che si perde fuori non di molto, ma è l'antipasto a quello che è il primo gol della partita, anche se a dire la verità c'è il fischio contro Sferruzza che si muove al di là della linea difensiva avversaria, dunque gol annullato. Siamo
al 7° minuto, ma adesso, minuto 20, calcio di punizione per il Lascari Cefalù. Sul pallone si porta Fazio che attende il fischio dell'arbitro per far partire questo Siluro che si perde alle spalle del portiere ospite di Benfatta, e allora si sblocca la partita di Collesano con lo straordinario calcio di punizione da parte di Peppe Fazio che fa esplodere il pubblico di Fede Cefaludese. Ma non è finita, perché il Lascari si porta ancora in avanti, c'è ancora un batti e ribatti al limite dell'area di rigore, e qui Sferruzza riesce a battere ancora una volta Benfatta, ma arriva il fischio, arriva il fuorigioco, secondo gol annullato per offside al centravanti del Lascari Cefalù, che però non molla, non si ferma qui su questa azione di pressing, recupera palla Dario Ribaudo con la sua solita astuzia, poi il tocco di precisione, di giustezza, 2-0 Lascari Cefalù. Siamo al minuto 36 e Dario Ribaudo mette ancora la sua firma. Poi il Pro Falcone cerca di reagire dopo aver subito questo doppio pugno da KO. Punizione, la palla si spegne sul palo. Poi c'è un intervento falloso all'interno dell'area. Calcio di rigore per il direttore di gara, non ci sono dubbi. Minuto 41. Può cambiare ancora una volta il destino della partita. Dal dischetto va Russo, anche lui attende il fischio dell'arbitro. Lunga rincorsa, destro perfetto, 2-1. E Pro Falcone che cerca di riaprire la partita poco prima della fine del primo tempo, ma è un'illusione che durerà poco, perché pochi secondi dopo la ripresa delle operazioni, la discesa sulla sinistra con il fallo anche ai danni di Fazio, si continua a giocare con Trapani che mette in mezzo il pallone, Mocciaro con il colpo di testa incrociare sul secondo palo, e 3-1 Lascari. Siamo al minuto 42, il risultato cambia ancora e è nuovamente in favore del Lascari Cefalù. Con le immagini siamo al secondo tempo con questo gran calcio di punizione di Fazio, questa volta però Benfatta è attento e mette il pallone sopra la traversa. Veniamo ora ad un'altra azione della Pro Falcone che si porta in avanti. Qui Ferreri rischia con la papera, gli dà una mano il palo a negare il gol del 3-2 del Pro Falcone, gol che in realtà arriverà a 20 minuti alla fine. Qui c'è l'intervento falloso e l'arbitro concede un secondo calcio di rigore alla formazione ospite. Siamo al minuto 70, questa volta dal dischetto si presenta Cariolo, fischia il direttore di gara, la battuta di Cariolo di precisione, battuto Ferreri, 2-3 adesso. Si riapre nuovamente la partita e si riaprirà ancora di più 5 minuti dopo, come stiamo per vedere, con questo contrasto aereo. Fazio arriva fuori tempo sull'avversario, il direttore di gara era lì a pochi centimetri, secondo cartellino giallo e rosso per uno dei marcatori di questa sfida con il quale aveva sbloccato il risultato. Parte all'assalto poi la Pro Falcone, il direttore di gara concede 6 minuti di recupero, però all'8° minuto la punizione di Danna con la palla che si spegne in fondo al sacco, il gol del 3-3, beffardo per il Lascari Cefalù. Pro Falcone che dunque vede i propri sforzi ottenere una ricompensa. Si chiude la gara di Collesano su questo punteggio. Dalle telecamere di Sportisili è tutto, alla prossima. Se c'è un canovaccio scritto, noi questo non lo sappiamo. Se c'è una voglia di protagonismo sfrenata da parte dei direttori di gara, non so, ormai penso che i campi in sintetico si trovino ovunque, quindi il bello che già è di suo del campo non deve essere accompagnato necessariamente dal dimostrare di essere anche belli e bravi, necessariamente, concedendo 6 minuti di recupero ci potevano stare e concedendone poi un altro, parlo di questa gara, e un altro ancora in modo tacito e occulto. Certo, all'8° minuto prendere il 3-3 insomma diventa un po' particolare. L'espulsione, che io non voglio commentare, il mister è stato chiarissimo, ma il dato reale è che ogni volta non so cosa succede, ogni volta i direttori di gara si ergono a protagonisti e non riescono a concentrarsi assolutamente su quella che è la gara. Ora, perché voler dimostrare necessariamente contro di noi di essere bravi o essere, diciamo, con gli attributi nel poter assumere decisioni, come dire, difficili, quando basta semplicemente essere concentrati, lucidi, eccetera. Io spero
che non ci sia qualcosa alla base che noi sconosciamo nel modo più assoluto. Così non si può andare avanti, perché obiettivamente diventa complicato gestire un campionato di promozione difficile come è il campionato di promozione, specialmente il girone B. E mi appello a chi di competenza per, non lo so, io il signor Guastella, mi pare, di Ragusa, non lo conosco, non l'ho mai visto, non saprei parlarne, spero solo che sia incappato in una giornata e non in un, diciamo, momento di protagonismo. Sperando, ripeto, che gli errori passati anche in questo campo contro l'Aspra, a Geraci contro il Geraci, espulsioni gratuite, rigori non dati o dati, eccetera, ne prendiamo atto, ci stringiamo tra di noi, ma francamente siamo stanchi. Dare il segnale, volare in alto può essere il primo momento decisivo del campionato. C'è anche il fattore pubblico che può fare la differenza. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità di Geraci Siculo, provincia di Palermo, nel Parco delle Madonie. Geraci Villarosa, sesta giornata del girone B di promozione siciliana. Rimessa laterale per il Geraci. Cambio di decisione, attenzione a Velardi, avanza, si accentra, Velardi potrebbe calciare, c'è il varco con Ticelli, la parata che è cresciuto a Palermo nel Tommaso Natale. Camara da fuori, calcia, fallo, un po' di movimento in area, va Serio, decide di calciare verso la porta, Serio, semplicemente Gioacchino Serio, tutti ad abbracciarlo, tutti per lui, 1-0, magia, giocatona. Stacca Bangura, si vuole divertire il Geraci, fallo. Va Serio, nuovamente in porta! È assurdo, non ci sono parole, chiudete tutto, mamma mia! Rimpallo vincente per il Geraci, sono in tre, adesso è soltanto Velardi, c'è il tocco decisivo da parte di Allegra, avanza Serio, lo scatto contro Bangura, cade giù, calcio di rigore, one man show al Santissima Trinità. Velardi, il gol del 3-0 al 32esimo, la rete da parte del Geraci con Claudio Velardi. Pallone in profondità verso Marrone contro Bangura, trattenuta un po' di Bangura, attenzione, Conticelli esce, c'è il tocco del portiere, ancora Marrone contro Conticelli, c'è il tiro da Split, invece no, il pallone entra, 4-0, segna anche Mirko Marrone. Geraci che va avanti così a suon di gol. Rimessa Villarosa, anticipo di Serio su Bangura e allora si va da Gonzalez, lancio lungo verso Marrone sul filo del fuorigioco, aggancia tutto con Ticelli, esce! Marrone segna il gol del 5-0 e la doppietta personale. La battuta di Bagi in mezzo, colpo di testa anche vicino alla linea, poi il tentativo di Lodico fa finire il pallone in alto, Marrone a puntare 5 giocatori, ce l'ha sul sinistro, ancora Marrone, c'è il destro, Marrone che esce di poco,
Ancora Bangura, cerca spazio il Villarosa, calcia Bangura da fuori, non di molto. Gonzalez, morbido a cercare Giovanni Murò, lo scambio voluto con Marrone, il tiro al volo di Marrone, che azione del Geraci, tripletta di Marrone come contro il Gioiosa, 6-0. Battuto corto l'angolo, cross in mezzo, c'è la zampata da parte di Villar, ma c'è il fischio dell'arbitro con 40 secondi d'anticipo. 6-0 contro il Villarosa. Il tanto atteso derby dei Nebrodi tra il Mistretta e la Castelluccese ha visto prevalere gli ospiti apparsi nell'occasione cinici e spietati sotto porta. I 22 in campo, sin dalle prime battute di gioco, hanno cercato di superarsi a vicenda con i padroni di casa, impegnati ad imbastire trame di gioco in maniera da scardinare la muraglia di uomini in maglia biancorossa, mentre gli ospiti si sono difesi con ordine, pronti a ripartire. Il primo acuto del match è propiziato dal Mistretta con un protagonista di Giandomenico, che da pochi passi manca il bersaglio. Gli uomini di Michele Lavia continuano un lungo fraseggio fatto di giropalla, ma poche volte sono riusciti a trovare dei varchi nelle poche verticalizzazioni. Su azione di alleggerimento a passare la Castelluccese, Tarantino si invola sull'auto di destra e dal fondo mette un pallone in area avversaria, un difensore di casa manca l'intervento e per Scarpinato è un gioco da ragazzi mettere dentro. Ci si attende la reazione del Mistretta che tarda ad arrivare. L'11 di casa, a parte tanta volontà, non riesce ad andare oltre. Anzi, prima del riposo, sono gli ospiti ad avere la palla per mettere in ghiaccio il match, ma il tiro dagli 11 metri viene fallito da Rinaldi. Nella ripresa il Mistretta entra in campo deciso a mettere le cose a posto, ma alcuni velleitari tentativi si spengono velocemente e al Salvatore Lentini cala il gelo. Corre il 55esimo minuto e Tarantino trova un corridoio centrale, entra in aria e viene steso dal portiere di casa. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la seconda massima punizione agli ospiti. Si incarica del tiro nuovamente Rinaldi, che spiazza il portiere e centra il bersaglio. Nei restanti minuti si assiste a continue perdite di tempo, con il gioco sistematicamente spezzettato, favorendo in questo caso la Castelluccese, forte del vantaggio acquisito. Il Mistretta punta nell'orgoglio, cerca di reagire, ci prova prima con Pruiti su palla inattiva, ma il suo tiro termina alto di poco. Una nuova azione viene confezionata per via centrale, ma lo sgusciante attaccante di casa viene fermato dal neoentrato portiere avversario in uscita. Qualche minuto più tardi è ancora il Mistretta a farsi pericoloso, ma ancora una volta la difesa avversaria si salva in angolo.
primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Riflettori adesso sul girone C del campionato di promozione, risultati, classifiche ed immagini. Partita ad alta tensione sin dai primi 3 passaggi, 40 secondi sul cronometro, Platania per Papa, fa tutto col sinistro Leotta, palla in mezzo e Alessio Emanuele la sblocca così, destro in corsa e 0-1 per la Russo. Per Emanuele, seconda rete in campionato, Catania San Pio X stordita a freddo il sabato, si mette bene per i biancazzurri che sfiorano il bis ancora sull'asse, Platania Leotta Emanuele, ma stavolta sempre in corsa, la conclusione si perde fuori. Al 14° Strano si accentra, Salemi lo affronta fallosamente e scattano i primi malumori per le decisioni arbitrali. L'arbitro Abba di Caltanissetta decide per il penalty, Cisterna intuisce il rasoterra di Castelli ma non ci arriva e per i ripossessi è tutto da rifare. 1-1 che non scombina i piani perché passano appena 3 minuti e Di Mauro viene fermato a gamba tesa da Nobile al momento di irrompere in area di rigore. Altro penalty, stavolta sul fronte ospite. Leotta di potenza e col mancino sbilancia la partita come nel primo quarto d'ora, RSC avanti per 2-1, palla sotto la traversa e Leotta che va in gol per la quinta volta trovando ormai la definitiva continuità sotto porta. La reazione San Pio X sul tiro da fuori di Castelli, ma è della Russo la serie di occasioni migliori per picconare la partita e sognare in grande. Punizione di Messina, Emanuele ci riprova ma la sfiora in acrobazia. Poi momenti duri per i catanesi quando Romano conquista la palla alla blocca e reagisce male nei confronti di Salemi. Abba spedisce il portiere di casa negli spogliatoi con rosso diretto e la San Pio X in 10 rischia il KO serio quando Messina e Di Mauro dettano i tempi a sinistra, porgendo a Tornitore un assist e una possibilità di esplosione che rimane solo sulla carta. Ma soprattutto sono le occasioni di Leotta a certificare un primo tempo decisamente biancazzurro, prima su un cross di Di Mauro, conclusione alta di non molto. Poi punizione da 30 metri su cui il neoentrato Casparello ha il suo bel da fare salvandosi con l'aiuto del palo. Allo scadere Leotta per Tornitore che saggia la forza fisica e l'esperienza di Massimo Nobile, non certo con le buone, si prosegue secondo il direttore di gara. Subito i box di Eugenio Seminara, l'avvio di ripresa dentro il re di coppa, Leo Bonaventura fuori Emanuele. Si prosegue col 4-3-3 e si continua con una RSC in formato maxi sul piano del gioco, ricordiamo sempre con l'uomo in più. Parte Leotta in contropiede su un'azione liberata dal corner della San Pio X, Tornitore sciupa tutto ed è una clamorosa chance che mantiene in vita i catanesi. Dunque l'uomo in più che non è più tale allo scoccare dell'ora di gioco, Di Mauro stende leggermente il braccio su Strano, già ammonito l'esterno sinistro dei ripossessi non riceve grazia dall'arbitro Abba che probabilmente inizia a perdere la bussola da questo momento. Adesso è 10 contro 10 e la San Pio, incoraggiata dall'episodio a favore, inizia l'offensiva a testa bassa. Su un batte e ribatti, Pappalardo prova a prendersi il pallone anticipando Palazzolo, ma è sfortunato nel fare scattare un altro rigore di giornata. Anche qui, tra le proteste, anche qui decisione a discrezione del direttore di gara che, criticabile o meno, non è mai oppugnabile. Castelli tira Cisterna, questa volta è spiazzato ed è 2 pari al minuto 18.
Senza forzare troppo, la Sampio beffa gli avversari che ripetono per la seconda volta la controrisposta in appena 4 minuti. Gran lancio di Pappalardo per Tornitore che attende di liberare Leotta. La velocità e la caratura tecnica dei punteri ripostesi è una pugnalata al cuore per gli avversari. Mattia Leotta realizza il gol del 3-2 e sale così a quota 6, divenendo da stasera il capocannoniere del girone C di promozione, primo in generale di tutto il torneo in condominio con Fisichella del Mister Bianco. Curiosità e cifre a parte, al terzo tentativo sembra una partita stavolta in mano alla RSC, avanti dunque per 3-2, il problema sono gli episodi dei restanti 25 o poco meno alla fine. Intanto fuori Nicotra, dentro Napoli a 5 dalla mezz'ora, e gli episodi, dicevamo, Napoli gioca in netto anticipo su Palazzolo che frana a tal punto da indurre in errore gravissimo l'arbitro che concede il terzo rigore alla Sampio X, quarto complessivo della partita e non ultimo di giornata. Un penalty comunque inesistente. Castelli c'è e si accompagna anche lui sul trono dei cannonieri, centrando il terzo su 3 dal dischetto, facendo anche 3 come parità di reti al minuto 29. Altri cambi RSC a 10 dalla fine, proietto per Tornitore e cartellone per Platania anticipano la sventagliata di emozioni nel finale. Al 90 su calcio d'angolo Pappalardo di prepotenza entra in area di rigore, si guadagna spavaldamente un altro rigore. Questo è il secondo per la RSC e siamo a quota 5 in 90 minuti. Abba, già di manica larga, non si smentisce anche qui e la Russo si affida a Leotta per vincere e trascinare tutti al secondo posto col turno di riposo già passato. Il sinistro però è stanco e fiacco, Caspanello lo intuisce e per la RSC tramontano le speranze dei 3 punti per ben 3 volte accarezzati in questo folle big match della giornata 6. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Firma l'impresa l'Atletico Messina che sbanca il Felice Naselli di Fondaco Nuova a Barcellona, centrando così il primo successo in campionato. Dopo 4 sconfitte di fila e l'ultimo posto in classifica a 0 punti, la formazione guidata dall'esperto tecnico Peppe Furnari cancella lo 0 nella casella delle vittorie e lo fa contro una Nuova Azzurra che cercava il pronto riscatto dopo i 3 KO consecutivi. È buono l'approccio alla gara della formazione dello Stretto, subito minacciosa per 3 volte, prima con Riccardo Libro, il cui diagonale mancino trova la pronta risposta di Soldino, poi con Bella Macina che dalla distanza chiama gli straordinari, l'estremo barcellonese, ed infine con la Corte che, ben servito dallo stesso Bella Macina, sciupa da pochi passi calciando addosso al portiere. Al 22esimo proteste della Nuova Azzurra che vorrebbe l'espulsione di Lembo per la manata ai danni di Maggio, sul quale però il signor Ferrara lascia giocare tra le proteste dei locali. Barcellonesi che ci provano poi su calcio piazzato, ma il destro di Cucè non crea problemi a Previti. Lo stesso Cucè si ripete anche ad inizio ripresa, impegnando in tuffo l'estremo biancoazzurro che è bravo a rispondere presente subito dopo, sempre alla punizione calciata dal solito Cucè. Poi però l'Atletico Messina torna a spingere, al minuto 57 i biancoazzurri la sbloccano quando il fischietto palermitano concede loro il calcio di rigore per l'intervento in area di Caitaz sulla Corte. Dagli 11 metri Riccardo Libro spiazza con freddezza Soldino, firmando così il vantaggio per i suoi e il suo terzo sigillo in campionato. La Nuova
Azzurra non demorde e dopo il solito piazzato di Cucè, terminato di poco sul fondo, i barcellonesi troverebbero il pareggio al minuto 65 con Maggio che finalizza in rete il cross di Calderone, ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Nonostante ciò la squadra di casa cerca con insistenza la via del pari, ma per 2 volte è giunta al 75esimo e un minuto dopo non trova il pareggio sperato. Rimane ferma a quota 4 punti, ancora secco di vittorie in casa la formazione barcellonese, mentre può festeggiare l'Atletico Messina per i primi 3 punti conquistati che permettono ai biancoazzurri di lasciare anche l'ultimo posto in classifica. Nonostante il terremoto societario che ha portato nei giorni scorsi alle dimissioni del presidente Rosario Agnello, il Valle del Mela non si distrae contro la Polisportiva Sant'Alessio, conquista la seconda vittoria di fila in campionato, la prima casalinga. Un successo importante in chiave salvezza per la squadra di Gian Nicola Giunta che si porta a quota 7 punti in classifica, scavalcando proprio la formazione avversaria che rimane invece ferma a 6. E sono proprio gli ospiti a provarci in apertura con Sterantino su calcio piazzato al quinto minuto che si perde di poco alto sulla traversa e Tomasello 10 minuti dopo che costringe Scibilia alla respinta. Poi però il Valle del Mela inizia a spingere e dopo le conclusioni di Trimboli al 22esimo e Giordano un minuto più tardi che trovano attento l'estremo avversario di Benedetto, i giallorossi passano al minuto 25 quando Sciliberto apparecchia per Trimboli che scarta in uscita il portiere e a porta vuota fa 1-0 per i suoi e seconda rete consecutiva in campionato. Spinge la squadra di Giammoro che al 38esimo potrebbe raddoppiare, Di Benedetto però dice di no al destro di Sciliberto. Nella ripresa sono ancora i locali a sfiorare per 2 volte la marcatura, prima con Trimboli che al 52esimo calcia dal limite trovando la parata del portiere e poi con Spadaro che un minuto dopo colpisce a botta sicura ma Interdonato si oppone e devia in angolo. Il Sant'Alessio è comunque in partita e al minuto 58 solo la traversa nega al colpo di testa dell'esperto Ardizzone la gioia del gol. Rete che al 73esimo accarezza invece il Valle del Mela con il diagonale del neoentrato Scattareggia che sfiora il palo alla destra del portiere. Raddoppio che i giallorossi trovano però al 77esimo quando Sciliberto viene atterrato in piena area di rigore da Crupi con il direttore di gara che concede penalty e Bertino che dagli 11 metri non fallisce il 2-0 per i suoi. Per il capitano del Valle del Mela si tratta della seconda rete in campionato. Nel finale ci prova poi il Sant'Alessio ma le punizioni calciate da Impellizzeri al minuto 83 e Ardizzone al 92esimo vengono disinnescate dall'attento Scibilia. Nel dopomatch abbiamo raccolto le impressioni dei 2 allenatori. Sono 3 punti importantissimi per la salvezza. Devo fare un plauso ai miei giocatori e anche squadra avversaria che onestamente abbiamo giocato contro una buona squadra. Speriamo di andare avanti così, anche se ripeto sempre che l'obiettivo nostro è sempre la salvezza. Noi lo sapevamo che la partita era una partita complicata perché non siamo abituati a giocare
in un campo d'erba, abbiamo avuto delle difficoltà, la palla cammina in maniera diversa di un campo di terra. Sapevamo che trovavamo una squadra organizzata che giocava palla a terra con gli esterni che venivano sempre dentro al campo. Abbiamo sofferto il primo tempo un'imbucata, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, ancora la nostra è una squadra che si deve formare, siamo nati in ritardo, non vuole essere una scusante, ma abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo. Dobbiamo aumentare a livello mentale e crescere cercando di arrivare il prima possibile alla salvezza, che è il nostro obiettivo principale, visto che siamo una neopromossa. Concludiamo adesso il campionato di promozione con i risultati, la classifica del girone D. Faccio i miei complimenti al mister Bianco, è venuto a Ragusa con l'idea di vincere, ha vinto, ha portato a casa i 3 punti. Un'ottima squadra, un'ottima dirigenza, messa bene in campo con degli elementi sicuramente degni di questa categoria. Noi sicuramente lavoreremo per la prossima settimana, già abbiamo convocato una riunione di dirigenza per poter migliorare sicuramente qualcosa. Peccato perché per come avevamo iniziato la partita, i primi 15 minuti sembrava che ci fosse solo una squadra in campo. Siamo andati in vantaggio, potevamo fare il secondo gol, anche il terzo. Poi questo è un gruppo un gruppo giovane che deve crescere, che quando prende gol va un attimino in difficoltà psicologicamente, non ha quella personalità di reagire. Dobbiamo lavorare su questo, è un peccato perché stare 20 minuti dentro l'area loro e poi in un minuto che loro vengono dentro l'area tua ti fanno gol, significa che c'è qualcosa che non va. Abbiamo preso 3 gol su calci piazzati, quindi c'è poca cattiveria, c'è poca determinazione, quindi questo è un campionato dove comunque fa la sua forza l'aggressività, la cattiveria, e se non mettiamo questo diventa difficile. C'è da lavorare, lo sapevamo, questa è una squadra, lo ripeto, che secondo me è un gruppo che poteva ambire a qualcosa di più se cresceva in personalità, se cresceva in coraggio. Significa che ancora non hanno capito la categoria e quello che devono dare. Vedremo in settimana su cosa andare a lavorare. Sabato 21 gennaio, in esclusiva, il cabaret di Antonello Costa. Per preparare un minestrone servono ortaggi in quantità.
Sala Teatro Le Tre Piramidi, apericena rinforzato anche dal cabaret di Antonello Costa. C'è troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa e io divento matto. Sabato 21 gennaio 2023, ore 21. Prenotate il vostro tavolo in prima fila. Le donne lo sanno, se non ci infili la carota, il minestrone mica viene. Affrettatevi, Sala Teatro Le Tre Piramidi, Aci Bonaccorsi, Catania. Info 349 30 97 444. Troppa patata, troppa, quante volte gliel'ho detto. Troppa patata, troppa e se la porta pure a letto. Oggi la patata gli interessa, ma col tempo sai diventa lessa. Patata. I gol di Ascia e Minolfi ed una super parata di Pandolfo hanno consentito alla formazione di Mirko Fauciana di vincere una partita non semplice. Dopo 8 minuti, partita già sbloccata. Ci pensa al solito Davide Ascia, tra i migliori in campo nel primo tempo, a segnare un gol costruito tutto da solo. Al 15° c'è un colpo di testa in tuffo di Fiore, ma il portiere Giacalone respinge distinto con i pugni. Dopo tanto a attaccare, al 35° arriva inaspettato il pareggio del Vizzini. È Golisano a creare una torrete perché Pandolfo è bravo nel respingere con i pugni una botta di Cannizzo, ma la palla appunto impatta sul difensore bianco-azzurro, 1-1. 38° ancora Vizzini pericoloso, questa volta su calcio diretto di Manuli che scheggia il palo alla destra di Pandolfo. Al 40° Patrick Caci prova il classico tiro a giro, ma trova attento Giacalone alla deviazione. Nel secondo tempo il Gela attacca a testa bassa, Caci dopo 54 secondi imbecca Mauro da solo in area di rigore, ma ancora una volta Giacalone riesce a salvare. All'11° occasione per i bianco-azzurri e l'illusione del gol sul tiro secco di Deoma che però colpisce l'esterno della rete. Al 15° triplo cambio per il Gela e subito i nuovi entrati si fanno sentire. Al 16° proprio Tony Scerra si presenta con uno stacco di testa, ancora pronto il portiere ospite. Al 23° l'altro subentrato Di Bartolo, il suo tiro cross per poco non si insacca, sempre pronto il portiere del Vizzini. Al 27° il cross di Riggio è perfetto, come l'inserimento di Golisano che sfiora il 2-1 di testa. 2-1 che arriva alla mezz'ora con il gol del difensore Minolfi che risolve un mischione in area di rigore sugli sviluppi di una punizione battuta da Floridia. Esplode il Presti. E al 42° è decisivo il portiere Pandolfo. Sulla conclusione potente e angolata di Burgio ci mette il guanto ed evita il 2-2. Il gol porta sempre gioia, soprattutto quando porta la squadra a vincere. Abbiamo portato i 3 punti a casa. Abbiamo raggiunto un obiettivo che era quello di avvicinarci alla vittoria, portandoci a meno 2 punti. È stata una liberazione questo gol, soprattutto dopo la sofferenza di tutta la partita? Beh, è stata una partita combattuta e noi abbiamo messo tutto in campo. Ci siamo allenati bene tutta la settimana e questo mio gol è stata veramente una liberazione verso i 3 punti. È un'emozione sempre diversa rispetto all'attaccante quando segna, però sicuramente strappare l'urlo di gioia agli avversari è sempre bello. Che emozione hai provato dopo la parata, soprattutto guardando la curva piena e anche la tribuna con tanti tifosi? Per me è sempre un'emozione giocare qui perché Gela mi ricorda tanti bei momenti, quindi fare ogni intervento qui è importante perché sai che dietro c'è una spinta di persone, di una città e quindi c'è il peso della maglia, ma è bello proprio per questo.
Dobbiamo migliorare alcuni atteggiamenti, però ci sta, le partite sono dinamiche, il gesto anche dell'avversario, non giochiamo da soli, ci sono gli avversari e gli avversari hanno le loro qualità. Quindi di fatto dobbiamo rimanere concentrati per 100 minuti, altrimenti ci possono far male e per portare a casa i 3 punti bisogna faticare parecchio. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto appuntamento del mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano. Seconda parte che inauguriamo con la presentazione della prima edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, che sarà di scena il 24 di ottobre alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Falcone Borsellino di Mistretta. Nella puntata odierna di Penalty presentiamo adesso le nomination dei 9 giornalisti che gareggeranno per l'assegnazione del premio Pietro Anastasi. 3 le sezioni in gara: la sezione giornalisti di carta stampata, la sezione giornalisti radio TV e la sezione giornalisti sportivi.
Appuntamento dunque a lunedì 24 ottobre alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Falcone Borsellino di Mistretta in provincia di Messina. Un parterre importantissimo per l'assegnazione del primo premio regionale giornalistico Pietro Anastasi. Adesso pausa pubblicitaria, subito dopo il rullo dedicato interamente al campionato di prima categoria.
Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, rete fantastico, il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo, Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. Con i risultati e le classifiche dei gironi del campionato di prima categoria concludiamo la puntata di Penalty on Demand. Ci rivedremo giovedì prossimo, sempre qui sulla frequenza digitale del canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook.